Your call has been... Chi è? Oh Messico, sono Vito. Oh Vito, Dove stai? a casa. Ah, ok. Vabbè, mo' è il tempo di arrivare che sto a piedi. Ok, Ah, ok, ciao ciao. ciao ciao. What's going on? Ah! Crap. Dobbiamo guardare noi. Oh, uè. Dove va? C'è la maschera. Ah, c'è la maschera. Io sì, cioè, non so quale avete voi, però io ho la bandana. Ah, bandana del colore. Bianca. La troia, via. Mettete una maschera normale. Mi togli la maschera in macchina, vieni, la togli. Ma che passa? Cioè, fatti brava. Andavani pure Elisa. Lisandro, vieni pure tu. Oh, fratessa, ammazza, ma che c'è stasera, messicano? Ma che c'è stasera? Quindi merda. Ma l'hai atterrato? Grazie. Prego, Totò. Me l'aveva chiesto mezz'ora fa, me l'aveva Messicano, chiesto. ma parti? Parti? Non deve venire Lisa nessuno. Ma che cazzo da rispondere? Cazzo è? Aspetta Lisa, io devo andare a fare affari. Io sto scemo di casa, vedi dove siamo? Dove stiamo? L'154. No, Vamo. no. Andiamo a Occhio, casa. occhio, ci riavvio. Ma come riavvio straordinario? Andiamo a casa. 2 minuti, dove andiamo? Ma rimani là, risponda di là. Aspettiamo qua. Cosa stai combinando?
fermo 2 minuti e via. Che palle però. Beh, avvio, dove entriamo dentro la macchina non ci sarà, penso. Sì, sì, con questa parcheggiata là. Io stavo occhiando da battere. Poi ci becchiamo posto e via. Usciamo, se no rischiamo di perdere qualcosa. Uscite tutti, uscite tutti. E niente, dobbiamo aspettare.
5.000. Ma che servite? Ovvio ce l'abbiamo 5.000. Piatto io lo zaino se vuoi. Sì, sì. Oh, me lo dai lo zaino? Vuoi lo zaino? Sì. Sì, grazie. E dove sta il mio zaino? Mo? Non ce l'ho più. No, calla. Arrivederci. E niente. Ma come hai fatto a non averci? Piotta, via, quanto costa lo zaino? 10.000, mo l'ho mandato Via, a 100.000 per comprare. comprare 10 zaino, dai. La piotta ce l'ho, stai per pensare, ce l'ho. 10 zaino. Ma non è che non me l'hai restituito, Piotta, quel giorno? No, può darsi, a me non me l'hanno restituito. Raga, Buongiorno, andiamo welcome. nei campi. C'è buono, c'è buono. Nei campi. Andate bambole, andate campi. Andiamo ai campi. Vito, vieni con noi. Buongiorno, welcome. Buongiorno. Welcome, buongiorno. Ah, guida, via, aspettiamo che sia, io andavo un attimo a pensare. Dict arrivò, so Gabbiano. Oh, scusa, sì, radio. Oh, bella Gabbia, ti aspettiamo, fra. Dai, partiamo, prendete le macchine. Stai guidando? No, guida dove? Ah, ok. Aspetto Spiotto. Buongiorno, welcome. Poi è andato a consegnare 5.000. Aspetta, sì. ce l'ha Non il lo numero fate di- pure però arrivo. Di? Ok, Gabbia, va bene. No, Grazie spegni per sta essere, fra. Cazzo di macchina. Sì, tu hai delle ragioni, giusto? Aspetta però, vabbè, ci vediamo dopo, Tony, vengo io. Il numero... Aspetta. Fai che è sta cazzo? Ma non ce l'hai il mio numero innanzitutto, vero? Ok, capo. Oh, No, grazie cancellati mille, tutti, io. No, intendevo che non ce l'avevo. Tony, quelli che si è il vice della family, Oh, Tony? quindi consiglia Dai, 5.000. A Tony. Sì. Dai. Sì, ma frate, ma mi ha dato il tuo numero. Mi ha passato il tuo di numero. Glielo io il numero di Tony. Ce l'hai? Sì. Vabbè, andiamo. Allora, prima di tutto mi dico dove andiamo. Al punto. Poi mi devi dire cosa andiamo a fare. Da lì? Da lì. Boss. Dai. La luce. Ah, vi ti piace sto colore come l'ho fatto la macchina? Qua via, là. Via, gira. Aspetta che dobbiamo ripassare, mi sa. Per qualcosa? No, si è impegnato, tranquilli ragazzi. Ah, no, lasciate perdere i arancioni, cioè hanno fatto un'azione, aspetta. Dove cazzo sta? Non mi No. rispondevi. Stavo... Non entrare. Vabbè. Andiamoci al Bahamas, andiamo al Bahamas. No, perché qua mo sono tutti ghetti piccoli, ma non so segnare ancora i colori.
Te lo Che si va a ricordi, fare sì. là? Sì. E lì c'hanno il locale la nostra famiglia. Ok. C'hanno il Bahamas. Ah, ok. No, Posto non culturale. il locale, lì dove stavamo andando. Ah, lì era un ghetto che sta sotto a noi. Ah, ok. È gestito da noi, da noi. La nostra parte. Pizza e merda. Ora perdiamo a Rodas. Sicuro. Bella macchina. Cosa vi? Bella macchina, ci sta. Sì. Noi siamo a Bahamas. Ah, c'è l'open bar lì. Approfitto. Ah, voglio. La ringrazio, gentilissimo, buonasera. Un 5-5 anche per me. Come? Un 5-5 anche per me. Ok. A chi serve? Ciao caro. C'è ancora Pago io l'open la bar, sua giusto? fattura, signorina. C'è ancora l'open bar, Martina? No, vabbè, la pago io, lascia stare. Martina, c'è ancora l'open bar? Non lo so, sincero, non lo so, sono appena entrato. Ah, ok, ok. No, non penso comunque. Quanto vuole? È un 10-10, faccio un 10-10 a questo signore qui. No, grazie. Faccio la fattura a lui? Ah, faccio a me, faccio a me. A lei? Sì. Aspetta. Grazie, una buona serata. Martina, mi puoi fare un 5-5 per il tempo? Subito. Vabbè. Ma come sarebbe finito sto locale? Ho aperto gli occhi e non c'era nessuno? O Central. Bello. Ore mio. Cioè, arrivo? Signorina, Mhm. è singola? No. Pablo. Sì, come non è singola? Oh, Marcolino. Aia. Marcolino, bel vestito. Pablo. Mm. A lui. Scusa, oh, quanti... Scusami, se vuole. No, non è per me, è per il ragazzo. Vabbè, io devo passare dopo. Mhm. La flag, cazzo. Sta scroccando Fellino. Sì, sì. No, Come stile di vita. Si cazzo le Vito, bellezze. felice che questo se ne... È arrivato così, lì? felice. Chi è il prossimo? Non È ho arrivato lì? scroccato. È Ma uno l'ho stile offerto. di vita. È diverso. No. Cosa? A chi serve? No, a me no. Voglio, messi io. Come stai? Pronto? Nipote. Come vuoi? Oh. Stai. Va bene. Sì, ho visto. Ciao. Posto. Volevo salutarti. Mamma, Sì, mi sì, sembra una scusa. persona conosciuta. Ragazzi belli, vi posso dare andiamo, qualcosa? Raga. Sì. Andiamo. Sì, ma c'è l'open bar, non ho capito. Chi deve venire con noi? Io. Venire con al ghetto, venite. Feli, noi abbiamo preso ora la droga. Ok, quanto ci avete? 500. Piotta c'è? Fate qualcosina di più, raga, almeno 5,50. Sì. Arrivando. Piotta. Questo qui è Piotta? Non so dove sta. No, Piotta. Nella città, pensavo, pure nel radio. Dove andiamo di nuovo là? Sì, aspettiamo gli altri. Si chiama. Dai, cazzo. Meglio mascherati, Dove siete?
Stiamo andando a 154, però appena entra piatta andare a prendere l'altro aereo. Sì? Vai via. Dimmi. Tu hai consegnato l'occhio? Aspetta che mi dai soldi. Ok. Quanto gli Dopo vedi 5.000 gli devi dare. No, quanto mi dai? Sempre 5 milioni e 5. Ma mi sa anche qualcosa di più, va bene, tranquillo, puoi fare lui. Poi che mi hai detto? Dopo vedi di quei ragazzi dei campi e prendi 5.000 d'erba e venite tutti all'154. Noi l'abbiamo raccolta? Sì, l'hanno portato a casa. Non ho capito. Andiamo? Vedetevi con piatta, dategli l'erba e poi venite tutti all'154 mascherati. Stai Piotta, dove stai? Vieni all'uscio. Siete già lì? Ma vedetevi a casa per l'erba. Sì, ci sto andando io a casa, sono io. Ma qui ci dobbiamo mascherare? 4, Feli? Qua ci dobbiamo mascherare? Sì. Andate a casa per l'erba. Andate a casa per l'erba che c'è Pablo. Comunque raga, un po' più ordinati, cioè quando arrivate con le macchine, è possibile. Aspetta che mi metto la maschera. Vai, vai. Qua. Vabbè, ci stiamo 10 maschere. Buonasera. Buonasera ragazzi. Ciao belli. Buonasera. Buonasera. Belli, buonasera, Andiamo buonasera. dentro. Sì, sì. Scusate, qui a quest'ora metto sempre la maschera, ragazzi. Vai tranquillo, dimmi Lux. Vado un attimo a comprare l'antistress. Vai tranquillo. Vai, vai. Ah, bello. Eccoci Allora qua. ragazzi, Scuso per l'assenza di questa sera, ma non sono riuscito ad aprire gli occhi. Tranquilli. no, Manco tranquillo io. però. Ci può stare, ragazzi. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ma chi Beh, c'era alla riunione di voi? Lu, dov'è? Non c'è? non No, c'è. non c'è. Ok. Che è successo, ragazzi? No, non so, vi ho aggiornato insomma sull'incontro, com'è andato? Diciamo sì, ma solo dalla sua parte. A noi ci interessa pure, diciamo, la vostra, essendo che siamo mano in Allora, tutt'uno. diciamo che c'è stata un'incomprensione, cioè nel senso, quando lui ha comunicato il fatto di chi era la mafia che si appoggiava, insomma non si è capito bene perché c'era un po' di caos. La gente che parlava sulla gente, capito? Mm. Vabbè, comunque. Mi scuso per No, non c'è lui problema, no, appena... no, no. Non c'è nessun problema, era comunque il primo incontro, era da solo, ci sta che un po'... Purtroppo, guarda, non per criticare lui, però diciamo quelli più importanti siamo io e Lucas all'interno della gang, quindi abbiamo mandato quello un pochettino meno esperto in un certo senso, però purtroppo stasera io e Lucas non potevamo esserci, quindi No, faceva confusione, ripeto. mi Tranquilli scuso da ragazzi. parte sua a nome di tutti. No, non c'è bisogno di scusarsi, tranquilli.
La cosa più, diciamo, più importante adesso, non so se lui ve l'ha detto, è quello che dovete raccogliere, no? Sì, 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 questo sì. Ve l'ho detto la roba. Eh, Mi sembra era il testosterone e l'ecstasy. Pure la e la Purple. Purple pure. E la Purple, sì. No, no, non l'Ecstasy, no, no. Come No, facciamo a non è mettere l'ecstasy. Ah, no, Testosterone, hashish e Purple. Scusate se ok. vi interrompo, ma ci sarebbero Sì. gli altri nostri ragazzi fuori. Ah, sì, possono entrare, ragazzi. Sì, Qualcuno può Frank, aprire? vai ad aprire. Sì, abbiamo un po' di cose da fare, però nessun problema. E riguardo quelle cose invece che abbia dato il signore lì l'altro giorno, mi sembra che ha dato 2000 doppio. Sì, E quella la dobbiamo lavorare. ancora non l'avete lavorata? No, mi sono svegliato tardi io, quindi Mm. ripeto, diciamo che la facciamo solo noi due, che col civico lo siamo solo noi G e Vicio G. Per Non carità, ci sputtanarla, capito? fidiamo dei nostri soci, però Meglio nello diciamo stesso. che quel campo, se succede qualcosa, ci rimettiamo tutti, quindi vogliamo evitare. Mhm. Domani vi portiamo tutto, nessun problema. No, vabbè, quello lo dovete a lui. Adesso mi ha detto di chiedervelo, quindi glielo riporterò. Riguardo a noi invece, Sì. con l'erba come siete messi? Adesso vi faccio portare un carico di 5.000. Ok, ve lo do io, non vi preoccupate, me lo ripagherete con calma, quando potete. Però voglio che, insomma, voglio darvi la possibilità comunque di iniziare a fare affidamento soprattutto su di noi. In realtà forse ci serviranno pure più di 5.000 perché allora ci sono alcune persone che dicono che ci servirà 1 e 1 e chi 2 e 2 per fare il testosterone. C'è capire Mhm. adesso perché non l'abbiamo ancora testato. Sì. Quindi per fare 5.000 di testosterone ci servirebbero 10.000 marijuana. Capito? Sì, non è un problema. Adesso vi consegno subito i 5.000 e domani vi porto gli altri 5.000. Ah no, domani ci sarò, quindi ok, mi riporto direttamente io, non vi preoccupare. Alle più Poi brutte, se non ci sono, vi mando i ragazzi. quando la fate voi la marijuana? Aspetta un attimo. Quanto ce la facevano messicano? Non mi ricordo, cazzo. Almeno io mi ricordo, cazzo. Madonna mia. Per Ho me messo non è un bene il problema, messicano. poi ce la fai I sapere. prezzi ne siamo Aspetta un un attimo, po'. dico subito. E invece a voi cosa vi hanno detto all'incontro? Scusate ragazzi. Vai, vai. Vabbè, non mi risponde, ma... Vabbè, non è un problema, poi per i soldi se ne parla, non è un problema. Vabbè, sì, per i soldi se ne parla, poi ve lo dico il prezzo, tranquilli, voi intanto datevi da fare, che è importante. Sì, ma infatti quando mi ha chiamato non ho potuto Guarda, noi già rispondere. stiamo lavorando, quindi Perché vi ho detto, ragazzi, noi abbiamo un contabile che si occupa di tutto, sinceramente, quindi lascio fare a lui. e noi pure abbiamo un contabile. Quindi, Questo sai. uomo qua dietro, per fortuna c'è lui, se no Sì, esatto. Sì, assegna tutte queste cose e scopazzo. ci vuole per Esatto, è la cosa forza, più ci vuole. giusta, sì. Esattamente. E invece a voi cosa vi hanno detto, ragazzi? Perché ho saputo che il mio uomo si era a disparte, diciamo, non ha potuto sentire la conversazione tra voi e gli altri. Allora, diciamo che Si può teoricamente, sapere, no, allora, teoricamente non potrei per il semplice fatto perché proprio apposta viene separata la gang dalle mafie. Quindi Vabbè, non è un non potrei nostro... sinceramente. Comunque, diciamo le cose bene, bene. Allora, diciamo la nostra famiglia molto bene. Noi stiamo spingendo veramente tanto, quindi a noi non mi interessa sapere riguardo proprio cosa. noi, ecco, esatto, il grosso Mi dietro, però interessava come state voi e come ok, se andava tutto allora, bene. sì, se dobbiamo parlare di Sì, noi sì, volentieri, ragazzi, tranquilli, posso parlare. Riguardo altre cose più grandi, purtroppo no. No, questo dicevo io in Ecco, generale. esattamente, bene, bene. Mi
Gli altri manco mi interessano, gli altri, capisci? No, a me. riguardo noi ragazzi, sì, a dire la verità, noi stiamo, cioè noi facciamo ogni giorno facciamo uno scalino verso il successo, quindi già, come vi ho già spiegato, noi siamo trasparenti in città, però già siamo noti a chi dobbiamo, a chi di dovere. Mi sento osservata. E ci hanno fatto un bel riconoscimento, insomma. Siamo tra i migliori arrivati soprattutto anche da poco in città. Sono Noi abbastanza considerate che contento. sono all'incirca poco più di 2 settimane che siamo in città e siamo diventati una mafia ufficiale. E abbiamo fatto le cose veramente fatte molto bene. Comunque Guarda. un'altra cosa voglio dire. Sì, vai. Sì, Solo Sandro, fai bene a l'obiettivo di essere certi osservato. mercenari. Mi ha saputo spiegare più di tanto. Fanno questi mercenari che vendono. I mercenari sono un gruppo di sicari che sono in città, praticamente voi potete chiamarli quando per qualsiasi cosa, ok? Cioè magari volete rapire una persona, volete. Allora, considerate i sicari che vanno a rapire non torna più. Partiamo da questo presupposto. Ovviamente li dovete pagare, sono un gruppo di persone che sono neutri, quindi sono a disposizione di chiunque perché il loro interesse sono i soldi. Aspetta, quindi io pago un sicario per andare a prendere una persona, Sì. la persona in questione non torna più. Sì. Senza alcun motivo, cioè, pure se ci deve stare comunque un motivo beh, sì. logico. Non è che uno si Potrebbe sveglia essere X. una persona magari, non lo so, che ha fatto un bel torto, Ah, ok. o che qualcuno che non riuscisse, cioè magari non riesce a prendere. Ah, vabbè, certo, in questo Capito? caso Comunque sì. fanno di tutto comunque. Ma io onestamente Rapimenti. riguardo la nostra famiglia messicana non lo so a noi quanto ci servono, Vabbè, infatti. noi penso che siamo abbastanza a posto, però non si sa mai, Si sa capito? mai, sì. Sì, potrebbero servire, si fanno pagare, non so quanto, però hanno detto che da quello che so anche per i campi sono disponibili, quindi se vi servono 5.000, 10.000 d'erba li potete prendere da loro. Però la cosa strana che mi ha un po' stranito è il fatto che abbiano detto che cioè vanno pagati il doppio, cioè vanno pagati di più perché loro rischiano. Sì, ma non ho capito il senso, ma perché no, i ragazzi nostri non lo fanno? Forse Infatti. aspetta, Che cazzo vuol dire, scusa? forse loro ti portano le cose già pronte, cioè Esatto, questo intendevo. il Perché testosterone. noi possiamo portare già pronto? Infatti. Sì, Solo però perché noi non possiamo mettere mani su certe cose perché sono divise tra gang e mafia, però cioè, no, però lì volendo, onestamente, si cioè, non lo riferiva al posso. senso, si riferiva al senso che stanno qualche famiglia, qualche mafia che manco si vuole più di tanto. Ah sì. Vabbè, a ma sto se punto. siamo una mafia, una gang che Vabbè. collaboriamo, possiamo avere No, tutto senza problemi. ho capito. Sì, No, infatti non c'è motivo. Sempre comodo fanno, però, sicuramente. Vabbè, in caso di emergenza, uno ci capito, chiama. sì. Sì, certo. Scusate, raga, 5.000 d'erba che stanno portando? Io ho spento la radio, mannaggia. Noi li abbiamo dati. Come? Noi li abbiamo dati. I Ma chi è dati? Ah, i 5.000, no, pensavo gli ultimi che Oh, avevamo fatto al 5.000 campo. d'erba, sveglia. Vabbè, non ti occupare, poi se ne parla. Check, ragazzi. Una macchina Oh, bianca ci siete? potrebbe. Mi portate i 5.000 qui, per favore? Allora, 5-4. Ma... Bravo, puoi fare aprire il cancello, per favore? Vai, Sì, Frank. un po' arrivato. Ah, ok. Dal caso Aspetta, che- messicano, quest'erba che ci porti poi Questo è un è momento. più comodo di sporchi o un puliti? Come, ragazzi? Quest'erba che vi stai portando, Sì. va più comodo essere pagati sporco o puliti? No, sporchi, quella si paga i sporchi, raga. Ok. Ah, No. l'erba, aspetta, noi l'erba mi sembra. Sono 10.000 pezzi e 10.000 pezzi. Quanto cazzo era? Mi sembra 3 milioni? Porchi, giusto? Sì. Sì, sporchi, raga, l'erba si paga sporchi.
Sì, mi sembra sui 3 milioni. Buonasera, scusate il ritardo. Ah, ci mettete poco a farli, Ciao 3 milioni belli. sporchi. Vabbè. A voglia, a posto, non ci sono problemi. Sì, sì, sì. Forse dovremmo... Poi parleremo pure di qualche arma appena ci servirà. Ma raga, l'ho detto già, anche per armi, tranquillo. Quello che volete. Siamo messi bene per ora, diciamo, a lavori, soldi e cose, Se vi quindi... non vi serve anche l'oppio? Vabbè, ancora dovete vendere ci dovete, quello, sì, però. infatti finiamo pure sto poi. L'oppio, guarda, con tutta sincerità, più ce lo dai, cioè Lo lavoriamo, sì. noi lavoriamo senza problemi. Facciamo così, domani vi porto anche 5.000 d'oppio, se volete. Sì, sì, sì. Raga, l'oppio vi porta un sacco di soldi, quindi... Per questo te l'ho detto, bello. Mi sembra viene pagato 4.500, se non mi sbaglio, diceva ieri. Costa, raga, l'oppio vi fa un sacco di soldi puliti, Eh sì, Vi fate un bel fondo cassa, vi fate. sì, 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 ma infatti guarda, manco li puliamo più i panni ormai. Che Ah, tanto... sì? Eh sì, tanto ormai con tutti questi soldi puliti che si fa con l'oppio, manco non viene più. Che tanto ormai si paga con tutti i soldi sporchi, Praticamente sì. quindi manco conviene Ma infatti pulirli. non mi ricordo se anche un'altra cosa, se si paga in puliti. Non mi ricordo per ho sentito, cazzo. Cosa? Non mi ricordo. Forse no, il testosterone è sporchi, giusto? Trattato? Sì, Ok. Ma una curiosità, voi a quanto le fate le pulizie, se ve lo posso chiedere? 50%. Ah, 50 le fate. Sì, sì, sì. Ok. Il Giusto. governo è proprio la... Sì, sì, esatto. ci ha imposto questa percentuale. Qual è il locale? Il Donuts al Ah, civico, mi storico subito, sì, sì, ma quello sta in vendita. 210. Mhm. Sta in Salve, vendita il salve. nostro. Ah, il vostro, sì, da quanto l'avete comprato però? Da poco? Da poco, da poco. Pabli, Sì, fa una cosa. 5 giorni, 4 Portami giorni. l'erba qua, vieni tu qua, aspetti lui qua, io Tanto intanto porto per, l'erba ai ragazzi. diciamo, come ho detto, pulire i Va soldi e bene, fornire il ok. cibo ai miei ragazzi, non per qualcos'altro. Soltanto 2000 nello Certo, zainetto. certo. Comunque ragazzi, sì, come vi dicevo, riguardo situazione di lavoro, spingete il più possibile perché le altre gang, anzi vi dico questa chicca, le altre gang non si stanno dando da fare molto, a Aspettami a parte le più casa, Pabli, grosse che sono Va bene, quelle va che già bene. sapete, Sì, immagino, no? sappiamo, sì, sì. Ah, le due più grosse stanno tranquille, ma tutte le altre, raga, nessuno è riuscito a portare a termine. Abbiamo visto, celesti, rossi e verdi, no, cos'era? No, nere, celesti e verdi sono morti. Esatto. Quindi, Quindi, raga, lì non si scherza un cazzo. L'unico problema è che... Dovete spingere. Però... Sì, no, no, no. Quelli che vedi qui siamo tutte persone che ci piace lavorare e ce ne sono anche altre. Però molte persone a cui ho aperto il cancello di casa penso che faranno una brutta fine. Che a me le prese in giro non mi piacciono, soprattutto quando ti do la flag. Non ho capito che è successo? Eh no, ho dato la flag a un bel po' di ragazzi, si sono fatti vivere una volta sola, li vedo che si fanno sempre un volo su altre città. E a me le prese per il culo non mi piace. Ok. Hanno Altre fatto... città poi Ma so gente che già spazzatura. conoscevi o... L'ho conosciuta, ci ho parlato un po' così e sembravano pure affidabili. Perché prima di farli venire da me parlo un bel po'. Ragazzi, parlo con i miei. Sì. Dica, Che dica. succede se qualcuno di voi fa lo snitch? Pallottola in testa. Che succede se qualcuno di voi prende per il culo? Una bella fossa di tanti metri. Ma tanto faranno la stessa fine. io infatti non... Raga, qua dentro sì è un gioco, ma non si scherza. Dovete farvi sentire in questo caso. Ecco perché No, ma figurati, quando ti no. dico per l'oppio, no? E ci andiamo Mhm. comunque noi presenti, cioè io e il mio vice. Che non dico che non mi fido, però devi dare un
conseguenze è meglio che quel business lì ce ne occupiamo A caso, vabbè. solo noi. Sì, sì, sono Poi qua del in resto i ufficio. ragazzi stanno civici, stanno c'hanno tutto, quindi. Voi avete Vedi? provato a approcciare con qualche altro ghetto, qualche altra gang? Sì, Sì, vabbè, sì, Ballas, sì. Li conosciamo tutti Vabbè, oltre ormai. Ballas, qualcun altro? Avete avuto a che fare? Ah, diciamo che con i Black non ci andiamo tanto d'accordo I come Black i Rossi. sono... Boh, io i Black non li capisco, vabbè, i lasciamo Black perdere. vogliono morire, li odiano tutti, non, I non lo Black capiscono. dovevano stare sotto la nostra gestione, ma io sono andato lì svariate volte a cercarli per dirgli guardate, mi dovete prendere l'erba, dovete prendere l'erba. Guarda che vi serve, no, non ci serve, non ci serve. Sono arrivati, ho fatto la finaccia. È aggiunta anche Ovvio. voce che hanno sparato a uno dei Black questa sera, è Sì, vero? proprio quello lì che aveva parlato con me. Era pure l'OG era tra l'altro, quindi guarda che bella Esattamente. figura di merda che hanno fatto. Invece di... Comunque, Stasera si è presentato qui fuori Scusate ragazzi Francello. che te ho messo il telefono, perdonate. E mo ne parliamo dopo con Felice. Ciao ciao. Sta venendo Piotta. Va bene. Dicevamo? Sì, vabbè, ti stavo hanno di... detto che la mafia con cui hanno contrattato gli ha portato il restante della roba. Cazzate. Ci siamo pure andati lì a chiedere, no, non ci serve. Vabbè, pallottela in testa. Vabbè. bene per loro. Comunque Meno gatte, anzi meno topi per la città che mi interessano. Mhm. Siamo gli unici con cui abbiamo avuto modo di fare un po' di affari, sono stati Viola, ma con gli altri nessuno. Solo un po', diciamo, chiacchiere con i pisellini, ma niente di che poi. Sì. Poi con Ma le voi chi altre è gang sono che ammazzate. oltre noi avete cioè voi siete quei Ballas, giusto? Basta? I Ballas sono nostri amici. No, noi ovviamente essendo una mafia abbiamo una struttura sopra di noi. Come Sì, sì, funziona ho qui in capito città. il signore che è Sì, sì, venuto Sopra di noi prima. c'è un'altra la struttura, un'altra testa, famiglia. diciamo. Sì, esatto, Sì. la testa. Sì, Poi sì, sotto ci siamo abbiamo noi e poi ci conosciuta. siete voi e poi i sottogruppi Scusa, delle gang e ma delle mafie, ci servivano pure le delle bustine famiglie. a noi. No, la più non dobbiamo processare, però sì, per la spicy sì, ci servono, ci servono. Se volete la vediamo ora, non so quanto abbiamo devo, forse 2,5. 5.000, 5.000. Tu mi sa. Sì. No, 5.000 non abbiamo perché abbiamo lavorato a fare delle cose per Vabbè, mercoledì prossimo. passiamo domani a Pierlo, tranquillo. No, ce ne abbiamo 5.000 in realtà. Beh, Come volete, Eh. se ce l'avete, raga, sì, vabbè. 5.000, tagliela ora. Ragazzi, qualcuno può prendere le bustine, gentilmente? Tanto non pesano un cazzo, quindi potete Sì, prenderla sì, così. sì. Che Vasco? Alla ragazza. Grazie. A posto. Bene. Soldi sporchi li volete o puliti, raga? Vabbè, poi in tal caso scaliamo dall'erba, non è un problema. Sì, sì, va Tanto bene. è uguale. Quanti ne date? Le 5.000 precise? Sì, sì, 5.000. Adesso 5.000 precise, ve ne portiamo. A posto. Segna, Frank, per favore. Scusami, qua dietro come. Comunque teoricamente le bustine sono 300 puliti, mi sembra, e 600 sporchi. Sì, sì. La marijuana costa 600 sporche? La Maria... La Ciao, Maria viene Giovi. 3 milioni 10.000 pezzi. Che si dice? Ok, allora... E Quindi allora... 5.000 pezzi sono Tutto a 1,5 posto. milioni. Allora mi porti 10.000 e non mi paghi questi? Stiamo un po' di Uguale il contrattando, va. prezzo, 600 a pezzo sono? Se costa 300 al pezzo... La sì. Maria la paghi 300 puliti o 300 puliti o 600 sporchi. Comunque si prende i Ah, ok, sporchi, capito 600 la Maria? sporche, quindi... È Sì, uguale esatto. Ma anche allora. le bustine, però, anche le bustine E Non allora uguale. sporchi. A posto, facciamo sono così. sporchi, capito?
Allora ti dobbiamo pagare, o ti portiamo altri 5.000 bustine, o ti prendiamo 5.000 di erba. Uguale, per noi, dici tu. Fa sto scambio, a questo punto. Dicevi, bro, scusami? Dico, essendo che le bustine hanno lo stesso prezzo dell'erba, Mhm. dico per le altre 5.000, come vuoi tu, ma o ti portiamo altre 5.000 bustine o ti portiamo i soldi. Dimmi tu come preferisci, uguale. No, uguale, tanto No, dici noi... tu, per i soldi non Vabbè, ce ne sono. Se tu vuoi le bustine è un altro conto, cioè le facciamo, per questo te lo sì, dico. sì, 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 va bene, va bene. A Adesso posto. facciamo così, mo noi vediamo i 10.000 di Maria. Ti mancano 5.000 5.000 da bustine. pagare, sì. O 5.000 bustine, esatto. Esatto, sì, mancano 5.000 bustine da pagare. Sì. Quindi pure voi siete atterrati da poco, diciamo, in città. 2 settimane. Sì, ma noi abbiamo fatto... vabbè, ti parlo un po' off, ecco. Mm, Noi siamo trasferiti tutti insieme, ecco. ok. Vedo infatti un bel gruppetto già. Bello solido. Soliti, sì, siamo un bel po'. Meglio così. Allora diciamo che vogliamo scalare la vetta insieme, essendo nuovi arrivati e tutte e due abbiamo grandi Anzi, posso dire una obiettivi. cosa? Sì, Lo dico proprio in tutta sincerità, arriveremo a essere anche più di 50, secondo me, molto presto. perfetto. Solo noi, quindi Meglio così. ecco perché siamo stati ben accolti in città, siamo gente seria. Già avevamo cose, i nostri cugini avevano già cose grandi alle spalle in un'altra vita. No, ma si nota, cioè si vede che siete abbastanza seri. Cioè, quindi ci sta. Poi la città offre molte cose. È una bella città. Quindi diciamo Poi che ne vale la pena. considerate che di noi, sì, sì, ne vale la pena, altrimenti non avrei, io sinceramente con il signor messicano non avrei investito in questa città. Però ho fiutato subito e poi abbiamo investito. Diciamo che pure Comunque, noi. comunque se conoscere qualche ragazzo che gli piace stare in strada, ti puoi mandare anche da noi. Ve l'ho detto ragazzi, prima fatemi... Adesso vi consegno questa roba, fatemi vedere che siete in grado di mangiarvi tutto sto lavoro in niente e che siete super seri, dopodiché io Felice, sto arrivando. vi prometto che sicuramente qualcuno di noi verrà da voi. Abbassate? Però voglio che voi mi dimostriate realmente quello che sapete fare. Sì, ma a noi ci piace lavorare, ci piace essere abbastanza competitivi su queste Io cose. io non vi voglio mettere fretta adesso perché anche voi siete nuovi, quindi... Però sappiate che dovete raggiungere degli obiettivi. Vabbè, per Impostarvi quegli forza, obiettivi e dopo superarli, però altrimenti secondo me... mercoledì è un guaio. Sì, sì, ma a parte mercoledì, voi non focalizzatevi su mercoledì un guaio, focalizzatevi ad essere uniti nel fare i lavori. Siete uniti nel fare i lavori e solidi quando potete, ovviamente, però considerate che di noi tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, fino alla mattina dopo, c'è sempre qualcuno. Ma serio? Seriamente. Questi non sono solidi, questi non vanno a Questi dormire. sono super, questi non vanno proprio a dormire. Cazzo. Quando possono, magari Noi ci domani è siamo festa, sempre in capito? città, qualcuno di noi c'è sempre in città. Chiamo Ad Piotr. Però ogni ora ecco, trovate qualcuno. l'unico problema è che fino alle Sì. 2:30 si può fare qualcosa, capito? Ok, fammi lo Sì, ma se squillo. tu attacchi, se hai delle squadre che attaccano alle 2:30 del pomeriggio fino alle 2:30 della notte, Vabbè, Sta lo la venendo. voglia stesso, tua fa raccolte, Sì, soldi. sì, ma questo Sta venendo Piotr. infatti poi se ne penserà il lo braccio facciamo. armato. Ma le Il braccio gang le Sì. possono usare armato, le automatiche? stiamo ancora decidendo Io passato a casa. che gestirà bene bene il braccio armato, però ho già un'idea. Le gang lo possono usare le automatiche, non lo so. Le gang automatiche? Mm, Non... non credo, perché già che tanto possiamo usare No. pistole. Cioè,
È tanto. Genere automatica, tanto non ci fa un Mi cazzo. sbaglio, Ci tenevo fate- questo ancora addosso, cazzo. Il messicano, mannaggia. Cazzo, messicano, sei bello paccuto, cazzo. Sbaglio. Veramente mi sbaglio, lo tengo addosso. Fatto il cazzo, messicano, questi giocattolini che te porti addosso ogni volta. Tu prima o poi ci fa arrestare. Cazzo, No, messicano, non dimmi che sei andato così all'incontro di stasera. Vi dico una forse sì. cosa. No, non lo so, messicano, se dirglielo a questi ragazzi. Cosa? No, vabbè, non glielo diciamo, dai, magari più in là. Beh, È ora la ci cosa metto la che curiosità, dovremmo però. portare in città. Ah, Giusto così, mi piacerebbe ma fomentarli, lo io sai. sto ancora in attesa di Ci assurdo. stiamo provando, ci stiamo provando. Sì, Una novità? Cazzo, Aprire un nuovo business in città. lanciamo la pietra, però poi è un bel non business. diciamo niente, cazzo, siamo curiosi, mo. Vediamo, ti faccio Adesso è arrivato vedere Piotta. questo. Ovvio? Vediamo se Ok, capisci, voglio vediamo stare una pure cosa. quasi. Allora, Salve, vedo. io mi Deve chiamo arrivare qualcuno? Francesco. Sì, sta arrivando. Vado ad aprire il cancello. Salve, io mi chiamo Francesco. Sì? Cazzo, bello. C'è la stampata per i documenti falsi. Zitto. Cazzo, figato. Cazzo, Frank, ma tu non puoi fare allora il contabile, devi fare qualcosa di più importante, cazzo. Tu immagina, Non l'avevo capito tu io. immagina la polizia ti Cazzo. arresta. La polizia ti arresta, dammi il documento. Certo, vado subito. Tanto arresta niente, però. A te non ti succede niente. Però forse non per, diciamo, Se sei già giudicarti. schedato. Non so No, se siamo nel schedati, per tablet gli favore, risulta pure se gli dai il documento falso. Allora, diciamo che Non sono nell'altra città onesto. già avevamo questo business, c'era proprio lui. C'era solo il problema. C'è da capire questo. Fa solo il problema delle impronte digitali, non so stanno pure qua. Sì, impronte digitali c'erano da Però, noi. il problema è che non vorrei che se tipo tu gli dai un nome falso o un cognome falso non gli risulta nel tablet. Ma appunto, cioè, in città solo con l'impronta devo vedere, come fa? Infatti, come fa? Scusa, mica buona... No? Cioè, se pure usa Infatti, l'applicativo è off, non può. no, Capisci? infatti, Mi succedeva nell'altra città che da off vedevano che sì, non infatti, potevano. ma è da capire sta cosa. Però se funziona è top. È super No, top. vabbè, se, Mamma mia, se ci scherzi? sta, funziona ed è Di funzionato là bene. andava proprio alla grande. Ha Era voglia. un cazzo di business enorme. Io pure la utilizzavo in una città italiana, diciamo. Questa cosa. Sì. Ragazzi, loro sono i nostri due vice. Buonasera, Grande. Buonasera. Fatto piacere, ragazzi, bella. Ragazzi, avete portato... Oh, vi abbiamo riempito sta stanza, raga. Così la voglio sta stanza fra un po' di tempo, Oh, io bella piena di gente, cazzo. Guarda, Bella ti piena di dico gente solo bella. che sull'applicativo per ora, lo so che siamo pochi, però siamo arrivati a una trentina, quindi stiamo sempre reclutando, quindi nessun problema. Dai, cazzo. Se io e il mio socio Lucas ci mettiamo la faccia è perché lo vogliamo fare seriamente, quindi stai sicuro che, diciamo, arriveremo a dove vogliamo arrivare, ecco. Dai, cazzo, credo in voi, ragazzi. E, raga, consegnate gentilmente la roba, ragazzi. Forse pesa, quanto pesa? Lasciagliela a terra. Lasciagliela a terra. Ok. Facciamo la posa, vi dirò tutto. E che ha preso le bustine? Datele a Pio, gentilmente, raga. Pio, prendi queste 5.000 bustine, domani porta altri... Prendetevi il suo contatto, raga. Ecco. Cazzo, così non fisco più. I zaini li volete ora, i zaini? No, tranquilli. Uno te lo ridò che ce l'ho vuoto. Ok. Ma chi devo passare il numero? R? Sì, sì. Le
bustine chi ce l'ha, raga? Ce l'ho io. Una cosa, aspetta, mi sai uno zainetto vuoto ce l'ho. Quanti zainetti c'hai tu addosso da spada? Dobbiamo Oh, preparare 3. domani. Dobbiamo preparare altri 5.000 di Maria per i ragazzi. Perfetto, Ti danno altri 5.000 bustine. perfetto. Ragazzi, domani sentitevi con lui e ci pensa lui. C'è uno scritto qua dentro, bello. Cazzo, fratello, vabbè, te lo regalo, dai. Oh. Cazzo di chi cazzo è sto skate? Non funziona, Era il mio. Ah no, è di Lucas, non funziona. Cazzo. Raga, lui è uno che... Anzi, vabbè, piano piano, piano piano. Che è successo? Lasciamo perdere, dai. Pensieri, pensieri. Di Vabbè, quante cose belle si potrebbero fare insieme. va bene, bello. Sono contento, dai. Sto arrivando Vitu. Bene. Oh, ti aspettiamo qua, se Questo sta a no... fa Frank. Raga, ma avete per caso... poi. Raga, per caso avete delle canne già rollate voi? Da No. vendere? No. Forse, Minchia, raga, quelle aspetta. fatele che le No, vendete. aspetta. Lo so. Il problema è che l'hashish ci serve un palanca questa settimana. Ma se vendono 1.000 il pezzo, è già... No, 2.000 mi sa addirittura sono aumentato. No, 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 1000. Abbiamo provato a spacciarle da 900, quindi non conviene farle per spacciarle. Forse Sì, non conviene. venderle privato Vabbè, sì. Nelle facciamo persone così. private sì, però... non Allora, se vengono 1.000 al pezzo, ok. Visto che in famiglia siamo tutti fumatori, io direi di fare una cosa. Vediamo. Riprendiamo 100 pezzi a settimana. Beh, si potrebbe fare, tanto comunque con un hashish ci facciamo una canna alla fine. No, se ci volete guadagnare qualcosa, considerate che noi, ma forse anche, che dici Messico, anche meno della settimana, sinceramente. Però sì, se ci preparate 100 joint, li prendiamo molto volentieri. Va bene, bello. Con 100k tondi tondi. Ci vuole tempo a fare sti joint, non lo so. Cioè poi, beh, Sì. a rollarne 100. Minchia. Boh, però vabbè. Beh, ci Comunque sta. penso che siano puliti per 1000, sai? Sì, sì, pulite, certo, Ok. certo, 100k puliti, bro. Sì, sì. Assaggiare voi. E niente, penso che ci siamo detti tutto, raga. Datevi da fare, mi raccomando, io credo in voi davvero. Va bene, bello. So che ce la potete fare. Apprezzo questa cosa. Dai, cazzo, Noi... fategli il culo alle altre gang, cazzo. Fatevi rispettare, fatevi capire che non scherzate. Io penso che se i Viola ci hanno rispettato in un certo modo è perché meritiamo veramente, quindi noi ce la mettiamo tutte e sappiamo quello che vogliamo fare, te l'ho detto. Ma voi Non ti sapete preoccupare. qualcosa dei green shit? Personalmente no, non lo so. Lucas, tu sai stessa cosa? Oh, grazie, bro. Grazie mille, ragazzi. Grazie, bello, ci voleva. Poi di cosa parli, cioè? È del... non mi ricordo cosa hai detto, scusami, verrà? No, sapete qualcosa dei green shit? Mai sentite? Penso che li sentirete, non ho capito però, Messica, se sono gang loro. Mi sembra proprio di sì, eh? Gang? Non so se sono gang o famiglia. Io prima ho loro. sentito famiglia da qualcuno. Famiglia? Le gang penso che gli ultimi arrivati siamo noi, quindi No, allora non credo. niente. No, 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 no. Forse l'unico colore disponibile è il giallo, forse che rimane in città, se non erro. Quindi non credo ci sia altre gang. Capito. Mi comunicano che hanno la flag nera.
Flag nera. Verde, perdonami. Verde, Verde. verde. E che No, sono non i hanno la feminist. flag, sei sicuro? No, è Se no impossibile. sono feminist e stanno la flag No, verde. no, non sono Io ho feminist. parlato con Fugi, uno vieni con una avanti. flag verde. Fugi, vieni avanti. Sì, No, no, diciamo non so verde. femmine, lascia verde. Io ho parlato con uno di green sheet Pezzone. verde e Sì. aveva la flag nera. Sì, verde appesa alla tasca. Ma Non so se era una coincidenza o lui che Ciao non Daniel, voleva- potrebbe, cioè, non può. No, no, sono famiglia, può. sono famiglia. Se messi a letto sono famiglia in fila, sì, sì. Allora se Ce la dobbiamo vedere noi. Ma sì, cioè, nel senso, se fa una cosa del genere la possiamo andare a prendere senza problemi, eh? Ah, no, no, quello sì. Però ci pensiamo noi. Quindi, Mancherebbe pure rispetto ai pisellini del cazzo, mancherebbe comunque, no? no, no, certo. Non che mi importi qualcosa, però sai com'è, che le flag vanno onorate e rispettate, quindi... No, no, quello sì, certo, voglia. Aspetta, forse c'è una foto di quello che ha detto di far parte dei verdi con la flag verde. Daniel, Dei green sheet. Aspetta. senti, va bene. Sì, ce l'ho. Oggi sono stato a Roma Quello che abbiamo rapito oggi, da verrà. Leno Uve circa, fino a Dove? una mezz'oretta Ah, fa. ma quello? Mhm. No, no, quello. Ma quello c'ha la flag? Guardalo. Che E dici? niente, ero venuto qua perché di là praticamente si è svuotato e niente. Quindi sono voluto venire un attimo di arrivato? qua. Mhm. Dove c'ha la flag? Bella, ragazzi, ce ne stanno. Ce l'aveva nel taschino Questa è dietro. una gang che Ma sei abbiamo con sicuro? noi sotto. Sì, 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 sì. Stiamo un attimo che ci aiuta a fare robe, gestiamo, Aveva anche vediamo. E ci la ricambiano i sciorpone favori. verde. Questo gli ho No, non è chiesto Poi se si possibile. sparano come era... non mi sembra mai. molto strano, mi sembra. No, A no, non è me, a, possibile. me, a me ha detto io faccio parte di una gang e ad uno qua dentro gli ha detto di se voleva entrare nella gang. Poi non so Vabbè, se ha raga, detto una magari stronzata. vedete, scoprite informazioni. Se vi capita, fatemi sapere. Rapitelo, ragazzi. Vedete che vi dice. Se metti caso veramente dice una cazzata, fa una brutta fine. Vabbè, se è una gang, Tu hai ve lo lasciamo staccato? poi Aiutami, volentieri, dai. Daniel. Ma voglia. I Ve ne divertite. pisellini Qua li pestiamo tutti su i piedi a YouTube sti non pisellini. conosco tutti quanti. Come ti chiami? Cioè, Ma cosa sì, raga, fate cazzoni, facevi a questa Roma? è gente che va in cazzo, fidatevi. Ma potrebbe Uh, essere pure che sono al 118, però mi sembrerebbe proprio un'assurdità. Dove? 118? 118 potrebbe. No, no, non so. Lì c'è un altro casermone, bella zona, lo potrebbero atterrare. Non so. Molti hanno staccato dai PRP in realtà. No, no, no. Che Vicino non c'è purtroppo... nessuno perché Ah, sono i connessi di Anto. vedevamo. Oh, bello. No, Anto. no, no, no. No, raga. Ok, ho capito. Secondo me sei Io più diciamo che famiglia, ultimamente però passo vabbè, più tempo stiamo a di vedere. qua, in realtà di là Quando dicono pochissimo. gang Mi ricordo qualcosa Purtroppo non ci posso dall'atto fare niente. civico, qualcosa. Sì, No, sì, non ho è capito, ho possibile. capito. Ho capito chi sei. Ui. Purtroppo Vabbè, che ci posso fare? Là investigheremo un su sta sacco cosa. meno tanto mollato, si in realtà. scoprirà, Sì, sì, sì. Là c'è rimasto gestita la fazione, c'è Poi oggi era la prima rimasta volta che vi presentavate al Ant, cartello. Big e quant'altro. Noi no, no, no. Mm. Non ci conosciamo. Però qua ci sta Messicano, No, no, noi Felice. già ci hanno conosciuti. Ok. Bisogna vedere un attimo che fare, poi. Vabbè, Però noi mi abbiamo trovo avuto un po' di bene, mi trovo screzi con bene. C'è qualcuno, molto diciamo, RP, cioè stiamo però facendo RP da prima, fra. Mi piace un qualche testa sacco è farlo. saltata, qualcuno ha fatto cazzate, quindi ci hanno pensato i piani alti per il resto. E poi qua i ragazzi mi A posto aiutano, io sono un fidato. Sì, sì. C'ho il ruolo. Vabbè, penso ci Beh, siamo ragazzi. detti tutto. Sì, È se non stato un abbiamo altro piacere. da dirci dopo questo aggiornamento, direi che siamo a E posto. l'unica cosa, Daniel, è che devi fare il passaporto, devi fare richiesta Domani di ritornano i ragazzi VL, ti con fanno qualche 5.000 di domanda e erba, va passi. bene? Io riporto agli altri 5.000. Devi vedere un Perfetto. E noi domani ti facciamo attimo trovare in caso di doppio. farla, se vuoi venire qua, non è un problema. Poi ci sono Ah, anche, banalmente, ok. ci sono Sì. NPG L'unica cosa che ti veloci, nel chiedo senso ci sono Dici i 2.000 macchine, che ti ha dato puoi il spostare signore? a destra e a Sì. sinistra senza Sì, va problemi. benissimo. L'unica cosa che ti Non è che chiedo devi stare per forza a prendere la sulla macchina, sera anche perché io, sempre. per esempio, la Che macchina non ce l'ho. Sì, sì, pomeriggio I soldi tranquilli. ce li ho ancora io. lavoriamo in caso, capito? Sì, tranquilli, non vi preoccupate, raga.
Danno una Stiamo casa aggiornando via popolare. telefono. Non è male, è bello, Va bene, bello. va bene. Ci sono un Ah, sacco di ragazzi, macchine. buona serata, buona continuazione. Un piacere, Va belli, Ci piacere sentiamo nostro. domani. Vi accompagno alla Bella, porta. raga. Oh, raga, Ciao. fate paura però così, state tutti più sciolti, dai. Fate troppo brutto quando state così seri, raga. Cazzo, che paura. Troppo cattivi sono i tuoi uomini, bello. Mi si sente basso perché sto parlando basso. Ma come mi Bella, senti? fratello. Ciao bella, fratello. Ciao Bella, belli. Ma non giochi più a IPRP? Fabio, faccio un po' là, un po' là. Oggi, stamattina, tipo. Stamattina, scusami, prima dalle 9 a mezzanotte stavo su PRP. Ora lì praticamente sei su. Bella, ragazzi. Bella, raga. Quindi sono passato qua, i ragazzi dovevano fare sta roba e quindi sono venuto qua. Andiamo a casa? Dai, andiamo a casa. Ah, ok, ok. Andiamo tutti insieme, camminiamo tutti insieme. Togliete le maschere. Vi tagliamo la spina. Un attimo. Passo tutto qua, faccio un po' di bella vita qua, ogni tanto aiuto i ragazzi, non cambio di nulla in realtà, non gli chiedo niente. Oh cazzo, ai. Che figata è sta cosa che si aprono pure i cancelli, va. Questa qua è troppo bella. E la casa, quanto è bella. Ma ti devo far vedere dentro pure. Ciao Vito. Ciao. Aiuto. Tremà. Che è successo l'infortunato? Ho fatto un incidente. Con la macchina? Sono volato. Sei un po' un pollo, lo sai? Oddio. Buffa. E niente. Ah, dicevo, questa qua è la casa. Cazzo sta la porta qua? Questa qua è la piscina. Veramente grande. Dentro una cazzo di finestra che si apre.
Vito, puoi venire su in ufficio? Felice, noi Ci possiamo andare, ci possiamo cambiare oppure dobbiamo stare a casa in piscina? No, dovrei pagare loro, raga, se volete. No, dobbiamo io, basta, raga, so le 3 mi sono detto il cazzo. Le pago loro e fate il cazzo. Capito bene? Uè, No, però, dimmi. No, poi mi servirebbero poi i permessi di qua. Perché devo dare una mano al pilota a Vabbè, io darò una mano. Sei brutto con questo cappellino. ma che cazzo dici? Ma ti sei visti i capelli? Hai pure i capelli di merda, Shelly. Affanculo. Uè, Pablo, come cazzo si chiama Pablo qua? non lo so. No, raga, mi serve Pablo, un attimo, per favore. Vabbè, tu Pablo. vieni con me di sotto, Ya? vedi cosa aspetta. Vieni in ufficio. Arrivo. Eh sì, Casa Beat. Come ti chiami? Daniele. Però è troppo bella. Cioè, qua sono tutte così, fra. Anche banalmente gli appartamenti sono Beat. Nel senso che ci sono appartamenti bellissimi, tutti diversi. Le auto non costano tanto come a Roma. Costano un puttanata di bit, 30 bit, le auto bellissime. Screenshottate sempre, scusate vieni con me tu, l'inclusione. già. Chia che sei Che brutto. cazzo sei? Tutto in fascia? Che cazzo hai fatto? Piatta. Paga i ragazzi gioielli, per favore. Tocca pure... È 1 milione... Liscio? Liscio. C'hai le corde basse? Bassissimi. Sì, bassissimi. Senti, ti volevo dire, ma hai detto l'altro giorno che stai a corto dei soldi? No, ma non è un accordo di soldi, nel senso che qua ovviamente avendo iniziato da poco non ho quasi nulla, ovviamente. Però Vabbè, adesso è giusto. normale. No, vabbè. No, ma ce l'ho qualcosa, è che ci avrò... Aspetta. Senza peli sulla lingua, anzi, figurati, aspetta. Aspetta. Ma che, fra... Ma come, stai scherzando? Sei sicuro? Ma ti compri la macchina, fratello, c'è bisogno. Manca la macchina, c'è ancora. Lo so, sì. Dai, ci stanno belle macchine. Ma devo vedere un attimo, sì. Faccio un salto concessionario. C'è anche un concessionario usato, Che è quello là vicino all'aeroporto, sempre? Mhm. Ah, ok. Vado a vedere un'occhiata là. Sì. Tanti. No, il numero tuo, cazzo, vabbè, dai. Oh, grazie mille, fra. Ma di che, fratello, sai dove Pablo, dove sei? Vabbè. Per me sei sempre il numero uno. No, ma che, dai. Infatti, appena sei più disponibile, vorrei parlare, vorrei un attimo. Mhm. Certi gesti di situazione pure a te. Ah, ok. Con messicano già abbiamo parlato, ma appena ci sei, Mm. sei più attivo, che qua 2:30 poi non può fare un cazzo. Sì, il fatto è che purtroppo un po' è il periodo complicato fuori e quindi non riesco a fare, cioè dal lavoro faccio tutta la tirata fino alle 7:30, dalle 8 di mattina, quindi purtroppo cioè, quando torno mi fermo anche una mezz'oretta per dire poi entro, quindi sto un'oretta dalle 8 alle 9, alle 10. Vabbè, dai, io Sì, ma mo appena appena passiamo vuoi. questo periodo, sì, qualche mese di lavoro purtroppo. Dai, dai. Vabbè. No, mazzo vi. Ah, Vi andiamo. paghiamo pure i gioielli. Ok. Io quelli là che ho scritto, ce li ho ancora a casa. Mm? Dove, Dove, popolari? dove li devo lasciare? Dove? Dove ce l'hai? Dove si lascia? Ah, a casa popolare.
Porta di qua. Vabbè, allora mo faccio un salto. Ti compri lo zaino, fai lo screen dove l'hai messo, quella roba dentro e te lo tieni qui. E dove lo devo lasciare? Nessuno tocca niente. Qua. Ah, ok. Vedi qua, tutti quanti lasciano gli zaini, ti fai lo screen. Vabbè. C'è la roba da dentro. Senti, una domanda, parlando prevalentemente qua in città, ma di script. Se io metto le cose in zaino, Sì. cioè, gli altri possono prendere la roba dentro lo zaino? Volendo. Sì, per esempio Cioè, se se tu io non sto prendi per lo zaino strada, lo no? puoi aprire. Cioè, io sto per strada e ho lo zaino Sì, sì, e sì. c'ho la roba dentro. Mi prendono in ostaggio, possono prendermi lo zaino. Sì. Ah, ok. Devi sta Vabbè. attento lo zaino. No, vabbè, non è un problema. Un po' equipaggiato sto. Mazza. E niente. Lo lasci qua, scrivi in applicativo, zaino. Facciamo una Ok. sezione zaino, ma io faccio fare la sosa. Vabbè. Vabbè, andiamo fuori. Ok. Tutti in piscina. Ma raga? Vedi? Potete abbassare le corde? Idem. Oh, ma pensa un po', siamo arrivati pure che ci potevo pure i soldi sporchi, frate. Oh, meglio. Madonna, raga, fenomenale. Porca puttana. Poi lì vado a prendere la Io roba felice attorno. festeggerei. Oh sì, ma ho i soldi in portafoglio. Va bene, Daniele, figurati. Ci vediamo. E si piace, non dormiva, fanculo, sì. Your call has been. Cazzo, da una corsa e se n'è andata. Subito. Ah, ok, seguito, ok. Tutti in riga.
Sono io fuori. E niente. Dai, che stai infortunato. Ma non ti girare come... non so che cosa. Il tremore. Paga Vito. Brasilia. È il brasiliano da chiamare. Ah sì, Ciccio, zitto. Ma è tutto il No, cazzo. non mi tocca, non mi tocca, non mi tocca. Oh! Sentito. Mi spezzo se mi tocca. Paga Vito, Se vinco io, 2000 Sì, dice. No, ti distruggo. Sandra X cartello. Come gli stuzzicadenti. Non sai allora cosa faccio. No, grazie mille ragazzi. Per me possiamo provare, ti distruggo però. Allora, facciamo una cosa. Adesso compratevi degli zaini. Quando prendete uno zaino, Quanti depositate player tutta la attivi in vostra questo roba, momento prime? ok? Clippate, fate uno screen e fate uno screen dello zaino dove è posizionato e in applicativo lo scrivete. Se Sosa per favore può fare una sezione zaini, così voi magari mettete il mio zaino e che ne so, casella 5 verticale, cazzo orizzontale, avete capito che voglio dire, no? Casella 8 sotto. Colpiti affondato. Io sono In modo senza tale che zaino ora. ognuno c'ha A lo te zaino dello che hai suo, 2 milioni e mezzo. con la roba sua Ma dentro catta e lo usate te. come inventario vostro personale. Poi mi raccomando, segnate l'applicativo Mozzarella. e clippate. Va bene, va bene. Ma non mi niente. Non lo so. Così almeno mi hanno depositato Purtroppo non lo popolari o posso cose varie. vedere perché sto in game. In game non credo si possa vedere. Ma è pieno di soldi sto zaino. Credo. Non lo so. Io l'ho pagato Purtroppo più no. Qua? Possiamo andare a divertirci. Chiazza, l'hai pagato Vito? Sì, mi hai rotto il cazzo. Ah, a posto. Sì. Che ha risposto i radio? Ah, raga, una cosa importante. Fottetevi tutti, vi voglio bene. Fate il cazzo che vi pare. Anche noi. Io vado a guadagnare l'oro. È finita qui, penso, per oggi è giornata. Devo andare a fottere un po' di gente io. Vabbè, vado a giocarmi la fresca. Let's go! Io vado a Let's go ski. Belli lì in piscina. Sì, là facciamo le riunioni. Ecco. Bueno. Qua. Me gusta. Gusta la mangusta? Sempre. So gabbia fa. Piano! Ah, sì, è vero. Purtroppo me ne sono Sempre Forza dimenticato. Roma. Gabbia, dai, non mi dare queste rose, grazie mille. Fra. E niente. Forse mi devo cambiare, però mi piace un sacco così.
Che mi dici, Gabbiano? Gabbiano! Dai. Gabbiano! Che cosa ha scritto questo? Gianni per i borghesi, troppo bello. Che ora arrivo visto che siete tutti lì. Compro io la barca. Va bene, bravo. Che hai le gambe Sì, ti bianche? aspettiamo. Ma li danno sporchi o puliti? Oh, chi sono i borghesi? Oh, Chiamate da... Gianni per i borghesi. Cazzo club, porca puttana. Dove lavoro? Troppo belli. Mamma mia, è troppo bello. Io vado al casino. Anche io. Quanto sono belli. Chi viene al casino? Oh. Schiacciami pure. Aspetta, mi da sparo. Pezzo di merda, tromono bastardo di anni. Dai, perché mi cioè mi insulti? Aspetta, passati un attimo, mi do gentilmente. Che cazzo si sta a fare? Mi sembri spostato gentilmente. Ah, completamente! Dimmelo! Sì. Niente, te da fanculo. No, volevo essere gentile, ma non ha capito. E niente. E niente. Sei lì. Faccio un giro, sei lì. Porca puttana, riuscite a stare fermi? Sta uccidendo. E niente. YouTube. YouTube. Morimmi. Si vedi qua? Aiuto. Sono alla spiaggia. Bello sta Sandra, dove sono? Non mi ricordo specifico, aspetta dove. Si è perso i pagamenti. 104. Vabbè, ma me l'ha già pagato. Anche oggi. Ah, Ti prego, vieni a casa, vieni a vedere. arriva, aspetta, arriva. Oh, Gabbiano. Bella Gabbiano. Gabbiano, mi senti? Arriva. Oh, Gabbiano, un pagatecchi viene domani. Bravo, domani viene Topino e Zeref. Zerif? Topino, Genesi. Aia. Vieni qua e ti dedichiamo una canzone. Mamma Arriva. Se riesco a portare anche il Nico Control, sì, è finita. Lo so, bravo. Però Zerif, ragazzi, invece ho chiesto anche a Danto, lui non cheat. C'ha due computer lui, ragazzi. Sicuro si è fatto fermare apposta, ha detto per cheating. Quell'altro dice che non ha nulla, però. Vabbè, comunque lo voglio comunque bene a Zerif. Ma tornerai sì PRP. Se torno sui PRP Tommy, oggi c'ero, ci sono stato tipo 3 ore, 3-4 ore, dalle 9, 12, 3 ore. Sono stato un po' là, perché c'era comunque l'incontro del cartello, ho fatto un po' di cazzeggio in giro. Però tipo dopo le 10:30, 19, voglio esagerare le 11, era sempre. Cioè non c'era quasi nessuno, per non dire nessuno. Quindi poi mezzanotte sono venuto qua.
Piglia Manu e Prodrelic che li saluta Andrea. No, che sono usato, ok, niente. Manu, Rudelic, ti saluta Andrei. Vero? Sì, sì. Niente, che vi saluta, raga. Ma sta con te? Sta Ora con te, nel sì, tuo sì. letto? Sì, sì. Andrei, che è successo? Andrei, mi manca, io voglio Andrei qua, voglio Andrei, Raffa e Mattia qua. Che è successo? Sì, però... Niente, sì, stanno qua in occhietto. Allora se mi No, sentono niente, digli di venire qua. Sì, 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 ti sentono, ti sentono. Allora Andrei, Raffa e Mattia, vedete che c'è anche Gabbiano, Seref e Topino. Domani viene anche Seref e Topino, però. Se viene anche a vederci, vediamo tutta la cazzo di città. Bello, bello. Boh. Beh, ciao ciao. Vuoi andare allo Shoah? Dove? Alla Shoah? Allo Shoah. Andiamo. Ma come la Shoah? Io ho capito la Shoah, giù. No, bravo. Andiamo allo Shoah, va. Salutate Gabbiano, raga. Ciao Aia, Gabbia, ciao aia, Gabbia. aia. Oh, mi picchiano. Video in diretta, blog e mi picchia. Bella Gabbia. Nel giardino! Nel giardino! No, non ti ho detto di andartene. Che cazzo stai a fare? Non mi schiacciate, per favore. Ma che bel culo. Io vado allo Shoah, ciao. Vado allo Shoah. Si corre col puzzone in braccio. Andiamo, andiamo. Ma stai zitto. Dimmi. Dove stai? Casa solo, dove devo stare? Stai a casa dove? Casa a casa. Buonasera, buonasera. Ma come è vestito, Felice? Non dentro, sto seguendo a Santa, non so perché. Oh, abbiamo, tu li prendi i soldi ai gioielli. Ah, frate, non è niente praticamente, lascia stare. X, dove sei? A casa più o meno. Quel più o meno significa che mi mancano 1 chilometro. Ah, ok, va bene. 1 chilometro. Uscio a merda.
Oh, hai visto Vic? Ti ho fatto guadagnare 15 centesimi. Brava, ok, dai. Ah, ma perché c'avevo tipo 5 rose lì, 6. Ah, ok. Grazie mille. Di che? Ma, Felice, che balletto è? Vabbè, Gabbiano, prima ti sei perso la lap dance di Felice. Ha uno stacco di coscia allucinante. Bisogna vedere se è uguale al mio, aspetta, No, vorrei dire una cosa, ma sembra un po' troppo. Che stile, capito? Hai visto? Mamma. E questo è quel coglione che ieri mi ha messo a tagliarmi la lingua perché lo chiamavo cappello. Guardate, E oggi mi sono vestito così apposta per Io non ho vedere ricevuto niente, io penso di sì. Come cazzo fa? Che mi venga a cercare. C'è la stampante al negozio di... Io E mi voglio ha detto, vedere dai, se perché mi non ci dicono... provi? Gli ho detto, dai, ti rimando il coso, non lo manderò mai. E... mi ha detto, dai, se vuoi prova a entrare. Comunque non siamo a corto, dice. Mi sembra un po' una cazzata. Però comunque, vabbè. Anche Charlie. Che è? Ma Charlie Ho volato. Ma Charlie e coso, l'altro, come si chiama? E Cree se ne vanno, mi hanno detto. Sì, Charlie no, se n'è andato Charlie. Alle oggi alle 22. Bonis si è incazzato un botto. Invece di tipo, magari, tipo... Godo. salutarlo. Godo. Ah, chi è? Ah, cazzo, Victor, è vero, già, scusa, è vero, già, cazzo, me l'ho scordato. Non si sa mai perché possono Sì, già. guardarle, comunque, vabbè. Me l'ero scordato totalmente. Ma anche prima. tranquillo. Io invece capì che sono. Chi vuol dire? Chi sono io? Nome. Marco, che vuol dire? Chi? Aia, no, mi hai tolto il cappello. No. Ora mi tocca riprenderlo. Perché non posso riprenderlo? Aia. Cazzo che quando mi prendo a pugni freddi mi fa uscire sempre il sangue. Invece gli altri no. Ma minchia strano. Ma che bacanda, ragazzi. Se vuoi vado accompagnato 3 canne io felice. Vero. Ma c'è un gin, ragazzi, che ti toglie metà dello stress. Quindi sarebbe meglio quello. Che cazzo l'ho rimesso. Come siamo eleganti. Hai visto? Tu... RPO? ora che facciamo il tatuaggi fazione ovviamente poi fate anche voi, no? Penso di sì. Dove? Arrivo. Tutto il corpo. Oh, Vi, ti lascio la macchina. Me ne voglio fare i tatuaggi tutto il No, corpo. vabbè, io Sì, penso però che siamo tra poco indecisi di mettere la stacco, scritta anche White perché sto Phantom oppure lettere. no. No, Vedi? perché non Domani faccio volete... un Perché volete giro, metterla? No, sì. metti, cioè, una roba, un simbolo che ci rappresenta, magari. No, noi abbiamo messo una donna Vediamo che gigante vedi dietro che di noi, prendere. che sulla spalla, che prende tutta la spalla, che fa... è una donna con le labbra bianche. Domani ci stai? Capito? No, Domani dietro una macchina e Domani praticamente le forse la tette sera, di fuori. che domani mattina non sto a pranzo fuori, fino a un pomeriggio. Poi Non vabbè, so tutte di- le Così non è gambe, mica tutto il brutto. collo. Tutte le Cazzeggiare gambe, un po' in tutto il giro collo, e pure poi la vediamo. tagliardina, stiamo facendo. Va bene. Si va a full trollare? Marco No, mi scherzo, vai... Scherzo. Andiamo al Bahamas che c'è un cazzo. Zio, andiamo. Posso fare una roba? Vabbè, raga, io vi saluto. No. Vabbè, ciao Feli. C'ho Buonanotte. 340.000 dollari. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, Feli. Buonanotte ragazzi. Andiamo alla banca. Andiamo. Vieni che ti zicco nella doccia. Oh, è massimo urgenza. C'è massimo urgenza. Missione di vita o di morte.
Vieni cucciolo che ti metto dentro la doccia. Gianni, Mi devi dare il tempo della strada. Va bene, va bene. dove stai Gianni? No, no, andiamo nella, aspetta. Non stiamo avuto nessuno che stiamo muovendo noi, capisci? Chi? Devo venire a casa o no? No. Da fare un culo. Chi si fa il Bahamas noi? Al Bahamas. Gabbiano, dove sei? Gabby? Cioè, Gabby, continua a stare zitta se sei morto. La radio. Gabby, dove sei? Ciao. Dove cazzo è? Gabby, non dire niente se sei morto. Direbbe un po' morto. Perché sa dove cazzo sta ora. Ma... Dai, l'ho perso in mezzo alle frasche, zio. Vuoi venire al Bahamas? Eccolo, l'ho trovato. Ah sì, L'ho piantato, Vuoi zio. venire al Bahamas? andiamo, facciamo un giro. Vai. Non ci ma credo, tra l'ho piantato poco come pure gli una altri. rapa, l'ho piantato. Ok. Vabbè. Sono là gli altri? No, adesso arrivano. Ah, ok. C'è già qualcuno però. Vabbè. Sto cercando di abituarmi a parlare con questi talk, no? Però è complicatissimo, cioè molto spesso parlo da solo. Ma che ti sei messo tu? Com'è? Che tasto hai messo? Io N, l'ho definito. Oh, ma non mi ha gustato. Anche io sono. No, diciamo. Gustato. Quale anno? Non lo so. Stiamo aspettando al Bahamas. Dammi 5 minuti e arriviamo. Tra l'altro. Lo vuoi venire al Bahamas con me, amore? Oh Gianni, buttati a mare però. Cazzo, ci potremmo... Oh, che dopo ti devo chiedere una cosa. E c'è un frate. Ma dove cazzo sei? Stavo venendo al Bahamas. Sono a casa. Come stai a casa? No? Sono a casa. Non sono al Bahamas. E niente, vabbè, sto al Bahamas, se vuoi sto qua. Come fa io? Non è fumaggio. Mano. Lo vedi? Ma noi stiamo qua. Mano. E niente. Mano, mi stai tagliando i Vabbè. occhio. Ciccio. Ah, che sonno. Tengo una cazzo di fame più che altro, non so. Una porco di Domenica mi pagano. Ok. E metti in servizio, dai. Il problema è che c'è adesso uno nuovo che
Eccoci. Ma ragazzi, perché io volo sempre fuori dalle macchine? Anche con mostro. Adesso io vado a rubare le fatture. Sì, ho capito, ma non succede questo la vita piena, però porca puttana, se uno fa l'incidente. Non mi dissocio da quello che ho detto. Mi dissocio completamente. Avete bisogno di mangiare da bere? No, grazie. Grazie mille. No, così vi faccio fare una fattura a Martino. Ah, vabbè, allora facciamo. Aspetta, se proprio lo vuoi fare, facciamo. 10 per 10 a ognuno. Ok, a tutti. 10 per 10, 10 questo ho detto di no. Perché? Che sembrava che è uscito il demonio. Ah, vabbè. Muoviti, mi arrivano gli altri. Non dite che è un buon pagatore così. Vabbè, comunque. Ah, vabbè. Così. Ora sapere. Hai capito? Io ero dietro il bancone fino ad adesso. Vado. Hai capito? Sai come funziona? Sì, vabbè, infemmini. Sì, ma sono io che mi devo fare i soldi. Ma no, vabbè. Perché puttana, ma quanta forza c'hai per portarne 3 e 2? Bestie. Ciao ragazzi. Minchia, neanche si mangi di lavoro ora. Bravo, sta verità. Ma che si siete arrivati? Gianni, paga tu, Gianni. Ma che pago io? Fai un po' culo. Mi metto un outfit più adeguato. Buonasera, scusate. Marti, mi riesci a dare pure antistress? Sì. Vado, grazie. Ragazzi, guardate il mio outfit. Messina Bari, Messina c'è il mio vicino. Grazie. Questa Carri è andato una volta dietro al bancone. Marti, un 10-10 per favore. Bella gente che c'è qui. Questo caffè. Tu sei venuto a fare il bagno. Ammazza quanta bella gente. 10 per 10? Sì. Bello, Gianni. Sì, lo so. Io? Ah, che stile è? Guarda che bel cappello. Oh Martì, fammi parlare un attimo col capo, ho bisogno della lavoro. Oh, la madonna. La madonna. Stavo morendo, fra. Oh, scusi signorina, non volevo toccarlo. No, ti figuri. Ti abbia, e poi sei un signore, cazzo. Dimmi tu. Fai un 10. E te ti stai mirando così, fratello? Gianni, hai già preso la Sei roba? coraggioso. Hai già fatto tutti, Marti. Hai già preso la roba? Sì, sto facendo la ragazza. Andiamo. Ma? Là... In merito. Vabbè, si sento ancora la musica, aspetta un attimo. Ma che cazzo anda? Gianni, dove stai? Dietro di te. Ah, si sente la musica, non capisco niente. Ma... Io non la sento la musica, vabbè. Non la Forse sì. perché ho deserto. Ma a Roma, tu sei ancora vice boss? Sì. Ah, ok. No, perché per esempio mo parlando con... oggi sono stato là e praticamente... Che parli in radio, fra? lo so, perché Sto mi dovevo entrando. sedere. Perché praticamente Montana, vabbè, mi sembrava un po' strano, tipo. Oddio. Nel senso che, vabbè, mo non so, si è trovata tipo una ragazza là sui PLP e fa l'RP da sposato. E praticamente era assente. Anche quando lo chiamavo, sai. E niente, quindi stavo pensando, visto che io mo anche all'officina non ho i ruoli. Non lo so. Là, se ci fanno tipo, se ci tolgono dalla fazione, Anzi, vi do la buonanotte. là perdiamo tutto quanto. Buonanotte, però. Certo, però, perdi tutto. A parte le cose bit, import, queste cose qua. Ciao ciao, buonanotte.
Ho capito. Vabbè, sai, mo Quando aspettiamo. vuoi buttarti fuori dalla fazione devono fare per forza il wipe. Appunto, e che ci vuole a farlo? Come l'hanno fatto gli altri? Big, lo fa Big. Come? Quello lo fa Big. Lo so, anche l'officina lo fa lui, infatti non ho più lavoro. Però tu hai fatto il wipe. Come? Tu non vuoi fatto il wipe. No, se lo perdo tutto. Allora non devi uscire dalla fazione. Io non voglio uscire dalla fazione, io voglio restare. Ma pure io. Ma dico se ci mandano via per prendere altra gente. No, ma non lo fanno, fratello, perché noi entriamo pure là. Non è che non lo entriamo so. completamente. Non entriamo completamente. Vabbè. Vabbè. Io tipo oggi che sono stato 2 o 3 ore, sono stato con Mitch e Landy perché Montana stava... Ma fra poi la verità, pure Bighetto non sono rotti il cazzo. Lo so, vabbè, si vede che anche loro non è che entrano più. No, Gamus entra solo 1 ora, massimo 2 ore. Sì. Ma raramente. Big peggio di peggio perché sta facendo la sua città. Sì, Cioè, ecco Big perché oggi così. che è entrato è stato un evento straordinario. Ma per il resto fa la sua città o giochiamo a COD. Infatti prima eravamo su COD. Alle 2 siamo stati là. Quando è finito la riunione là, alle 2 siamo rimasti su COD. Vabbè, non lo so, mo stavo un attimo... Non ti levano. No, non è per quello, vabbè, che poi tipo stavamo parlando e comunque con Mitch e Landy sono stato tutto il tempo per quell'oretta, 2 ore che siamo stati dopo. Perché comunque gli altri, Montana, vabbè, sta sempre a dire è pentito, te ne sei andato, quella roba là. E poi stava con Vabbè, ma la scherzo. compagna, tipo. Quindi ecco perché mo non so quanta gente attiva sta là, perché comunque non ho idea. Però non ci sta più nessuno. Lo so. Non solo nei borghesi, ma in tutti, fratello. Sì. Vabbè, La oggi ho cazzo visto di che riunione non eravamo c'era un cazzo. 7 famiglie, il cartello che erano 4 gatti. Sì, sì. E poi noi e società Baris erano più numerosi. Vabbè, ma la società barese ti pare perché? Perché Franco Squalo è amico stretto con Bob. Ok. Vabbè, non ho idea. Vediamo. Che poi Franco Squalo solo là può stare, la verità. Vabbè, sì. No, ma c'è anche una brava persona, almeno per quello che ho potuto notare. Sì, questo sì. Perché ogni tanto viene a vedermi un occhietto e mi scrive. Però, sì, che ci devi fare? Vabbè, dai, andiamo. Io se fumo divento Superman, Ho una tipa che la fa Superman, Devi tutto, caro. No, niente, ho già usufruito, grazie. Ah, a posto. Beh, hai già usufruito della ragazza qua? Certo. Hai capito che è furbo che sei. No, ci dissociamo tutti quanti. Aspetta un attimo. sempre in aria, i flotti ti mitraglia, basta che poi non dici aia sul rooftop dell'Himalaya, dragone, sputo faia, o migliore, dentro una topaia, che viaggio 100.1. buon voyage, alle piacciono le mie dreadlocks, quanti rapper nel mio death note, dovrei fare un po' di detox, ma faccio un giro e vado al McDo, quanto è brutto avere tutto, nei tuoi occhi zero fame, estingo rapper come il muto, frate da un infame, e non fare così I love you, dove vivo il taxi non arriva più, casa mia baby in ghetto showroom, ti darò il mio cuore con la Q, torno a casa facendo il moonwalk,
fai X? Che fai? Ah, nulla, t'ho visto un attimo. Vabbè. Parcheggiato un po' di vestiti qua. Sì, ho visto. Bello, mi piace anche soprattutto nel verbo lì. Vabbè, dai, porco. No. Ridillo che abbiamo. Come sta? Ah, ecco, si è ripreso. No, niente. Ah, È risvegliato. gelato con l'acqua. ho bisogno di un po' di alcol. Ah, hai bisogno di alcol. Che così mi riprendo. È proprio la dislessia che è proprio dentro il Analisi. Ma dove cazzo su? Chi? Sì, ragazzi. Tutto. Sono caduto nel vuoto. Alas. Ma mi ha detto proprio dislessia. Per ora no, caro. Siamo full. No. Sì. Lo sapevo. Barista, signor barista, mi dia un 5-5 per favore. Vedo poi lo faccio io. No, faccio. Porca miseria. Ah, fanculo. Calmati. No, ma- Calmiamoci. Fatto. Sì. Sì. Noi vogliamo andare Scarlett così andiamo a dormire. Ma anch'io bisogna andare a letto a dormire. Allora, Martina, adesso io ti devo dire una cosa a te. Adesso da oggi io e te siamo in affari. Ma non vedo più X. Competizione? Siccome tu lì. sei donna e fatturi più di me. Ecco, allora, quello che fatturi tu facciamo a metà io e te. Bello. Siamo belli Ero caduto un attimo nel gulag. Ciao, cucciola di panda. Ciao, cucciolo di foca, mi Andate via? raccomando. Sì, Sì, andiamo a sì. dormire. Va Che bene, famiglia. Ti lasciamo lavorare. Sì, se tanto durerà poco. Bello. Niente. Bello. Vabbè, ci si vede. Ci si vede in giro. Sì, a Ciao, domani. A domani. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, buonanotte. Sister? Sì, io dormo qua. Ragazzi, Buona open bar è stanotte, offerto da ci mattina. stiamo Mi raccomando, tirando in venite tutti. Buonanotte. Fattura 500. Ciao, 1 milione è offerto da mattina. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo es segura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. qué no? Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Tú vives con otro y yo me veo sola. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola. Y a mí no me hablan en ninguna hora. Ciao ragazzi, sono Vito, io stacco, ci vediamo domani. Ciao, Vito. Ciao raga. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima live, domani, penso, sì, dai. Ciao.